Molte le fasce tricolore nella platea di un'industria a Spresiano, un intero settore della struttura è dedicato ai primi cittadini della Marca, sindaci con una preoccupazione condivisa, quella del patto di stabilità che gli vieta di spendere i soldi che ci sono nelle casse dei comuni. Proprio quello a cui avevano puntato il 26 febbraio 2014 quando avevano incontrato il Premier in visita a Treviso e da allora attendevano una risposta che è arrivata proprio oggi. Quando Matteo Renzi tocca i temi legati alle amministrazioni locali strappa 2 applausi alla platea perché libera le mani dei sindaci dal vincolo che per anni gli ha legato i polsi. Siamo in condizioni di dire con chiarezza ai comuni che tutto ciò che è avanzo di amministrazione nella parte che riguarda gli investimenti, quindi non nella parte della spesa corrente, tutto questo a far data dal 1° gennaio del 2016 sarà fuori dal patto di stabilità. Poi il Premier si rivolge direttamente a loro. I sindaci che hanno soldi in cassa pronti ad essere spesi sulla parte infrastruttura li spendano, perché li possono finalmente spendere fuori dal patto. Soddisfatti i primi cittadini, ora ci sarà la possibilità di investire per il futuro del paese, dicono. Che le tasse vengono abbassate, l'abolizione dell'IMU alla TASI, ma l'attenzione ai trasferimenti per i comuni e anche l'allentamento del patto di stabilità per le spese di investimenti erano le cose che volevamo sentirci dire. È un intervento appassionato e che ha anche conquistato la platea, gli industriali, i sindaci. Ha prospettato un Consiglio dei Ministri interessante. In platea anche il sindaco di Spresiano che si è presentato con le scarpe rosa per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno e il discorso di Renzi è piaciuto anche a qualcuno dell'opposizione. Sarei un ipocrita se lo contestassi, è stato un intervento decisamente di livello. Qui parlavano di fuori classe, io devo dire che è stato un bomber. Ma tra tanti consensi ci sono anche delle voci fuori dal coro. Tra i primi cittadini, ma senza alcuna fascia tricolore, c'è il sindaco di Resana con addosso una maglietta che attacca Renzi e il suo governo. Letteralmente rubano e portano via i risparmi, i sacrifici di anni al nostro territorio. Sembrano gli effetti speciali di un film di fantascienza. Se veramente, come dice, nel 2016 io avrò la possibilità di spendere quei 15 milioni che ho in cassa per far opere a Castelfranco Veneto, cambierà la faccia di Castelfranco Veneto.